Abbiamo adesso, dopo Orune, il comune di Luogosanto, che è rappresentato da Licia Bianco, Agius, poi dal cavaliere Alessandro Pisciottu e da Rita Pitalis. Amazzone però di Nuoro in questo caso. Uomo di Luogosanto con groppa di Nuoro, la mazza abbiamo detto di Agius, sella da groppa di Luogosanto mezza reale fatta a tempio nei primi anni del Novecento. È la quarta generazione che la utilizza. Segue adesso, dopo Luogosanto, il comune di Settimo San Pietro, rappresentato sta per col numero 10. Ecco, dicevamo il comune di Settimo San Pietro, che è rappresentato dal cavaliere Antonio Corodda e da Luigi Accinus. Allora, Settimo San Pietro, la gonnade a bordato in cotone plissettato con le tipiche righe rosse e blu, viene parzialmente coperta da zuppanne ananti, il grembiule in seta, suspenso e il giacchino in seta damascata con lunghe maniche aderenti ricamente ornato sul davanti che copre il corsetto imbroccato. Sul capo, sopra la cuffia che regge la conciatura e i fazzoletti di seta operata, viene posto lo scialle in seta dalle lunghe frange. È presente anche il tipico abbigliamento nuziale del tardo Settecento, caratterizzato dal velo ricamato e da un bolerino in velluto nero a trine dorate, la gonna in panno rosso o bordeaux con ampia balza in broccato a motivi floreali, utilizzata anche per il particolare grembiule a forma di ventaglio. Nell'abbigliamento maschile alcuni uomini portano giuserenic, un capottino in orbaceo o panno rifinito con applicazioni in velluto e bordature di trine, chiuso da una ganciera in argento. Ecco, col numero 11 invece il comune di Sennori, che sono tutti i uomini, solo costume maschile, e sono Tonio Pazzola e Daniele Murtas. Comune di Sennori abbiamo detto. L'abbigliamento femminile di Sennori, anche se non sfila, è tra i più particolari e sontuosi di tutta la Sardegna. Tra le differenti tipologie è stato recuperato l'abito della sposa o di gala, caratterizzato da preziosissimi ricami che riproducono rami e rose in rilievo. Arriva adesso il comune, con il numero 12, il comune di Bonnannaro. Tutte donne invece, al contrario del comune di Settimo, e sono Maria Paola Masia, Alessandra Sulas e Raffaella Masia. Vediamo se abbiamo qualche nota sui costumi di Bonnannaro. Comunque mi dicono un costume di agria lugudorese, caratterizzato da un corrito di scarlatto rosso, color rosso, e da imbusti rigidi di broccato. In testa portano un velo, tulle, finemente ricamato. Questo è il numero 12, comune di Bonnannaro, abbiamo detto. Segue adesso il comune di Siniscola, rappresentato dal cavaliere Giuseppe Mulargia e dalla massone Sara Allegria. Siniscola, centro agricolo e turistico delle baronie ai piedi del Montalbo, conta oggi oltre 10.000 abitanti, di grande richiamo turistico lo splendido
centro balneare della Caletta e la spiaggia di Santa Lucia, dove è presente una fitta pineta dominata da una ben conservata torre del 600. Il vestiario femminile, chiamato Zuccorito, è composto da Zaccaretta, una cuffietta in panno rosso e broccato che sostituisce il smuccatore e serve per mantenere raccolti i capelli. Sopra viene sistemata una fascia di lino bianca lunga circa 80 cm. Nel vestiario maschile è presente su stillo l'aderente corpetto di velluto liscio di colore blu o panno rosso guarnito da ricami variopinti. Giuseppe Mulargia e Sara Allegria, comune di Siniscola. Baunei, il comune di Baunei con numero 14 è rappresentato da Tito Puccioni e da Pamela Pusole e Marica Tegas. Adesso abbiamo, dopo il comune di Baunei, abbiamo un comune vicinissimo a noi, che è il comune di Lula, rappresentato da Silvio Goddi, Giannicola Calzedda, sono due cavalieri, e da due amazzoni, Daniela Chessa e Antonella Piras. Lula, centro di circa 1800 abitanti, ebbe momenti di grande splendore nel periodo romano per via del suo territorio ricco di giacimenti minerari. Nelle vicinanze del paese si trova il santuario campestre di San Francesco, dove ogni anno per i primi 10 giorni di maggio è meta di numerosi pellegrini. Il vestiario, ricostruito negli anni '80, è comune ai moduli tradizionali degli altri centri dell'Alta Baloria, e dove spiccano i ricami della camicia, zaccamisa, chinsucoro, coperta da zucca seddu. Anche nell'abbigliamento maschile è previsto l'uso della camicia chinsucoro arricchita da pregevoli ricami. E questo è il comune di Lula. Andiamo, adesso dovrebbe sfilare il comune di Orgosolo. Rappresentato da Salvatore Buesca e Letizia Mele. Allora, il vestiario tradizionale orgolese è molto apprezzato e si distingue per il particolare e pregiato copricapo detto Giulionzu, che consiste in un'ampia benda di seta grezza di circa 160 cm, che, prodotta in loco e tessuto artigianalmente, viene colorata attraverso l'immersione di parte delle sue trame in un infuso a base di zafferano. Questo prezioso copricapo viene posto sopra Zaccaretta, una cuffia che raccoglie i capelli e dà a Giulionzu la forma desiderata. La gonna è realizzata in orvacea orlata di raso e panno. Nel vestiario maschile sono riprodotti due tipi di giacca, una in panno rosso con decorazioni in raso. Comune di Orgosolo, abbiamo detto. Adesso col numero 17 sfila il comune di Nule, rappresentato da Renato Mellino, Luigi Ladu, Mellino mi dicono, Luigi Ladu, Simone Manca, e poi da Antonella Ladu, Maricosa Marrosu e Chiara Dettori. Budoni dopo Nulle col numero 18, con Michael Candela e Imma Manzo. Abbiamo adesso col numero 19 il comune di Ittiri, rappresentato da 4, due cavalieri e due amazzoni, Gavino Puggioni, Nicola Pinna, Alba Cocco e Tania Fiori. Molti elementi dell'abbigliamento popolare ittirese sono originali e risalgono agli inizi dell'Ottocento e rappresentano un autentico e prezioso documento etnografico. La gonna è realizzata in panno finemente plissettata con balsa in terziopelo. Gli abiti maschili invece spiccano per il corpetto in panno rosso con ricami sui polsini, che presenta un'ampia scollatura semicircolare sul petto. E questo è il comune di Ittiri. Abbiamo dopo Ittiri col numero 20 Ovodda,
con Antonio Meloni ed Elisa Concas. Donna in panno rosso plissettata, quella di Ovodda, di toga tipicamente barbaricina. Tipica forma triangolare a punta del Saspalas. E questo era il comune di Ovodda. Adesso abbiamo col numero 21, sfilano i cavalieri e le amazzoni di Pattada. Salvatore Regaglia, il cavaliere, mentre le amazzoni sono Francesca De Iosso e Paola Donildu. Col numero 22 sfilano i rappresentanti del comune di Torralba e sono Giampiero Tola, Nino Manca, i due cavalieri, e l'amazzone Giuliana Milia, comune di Torralba. Allà dei Sardi col numero 23 è rappresentato da Antonio Falqui e da Anastasia Arricca. Alla dei Sardi, comune di 2000 abitanti, situato in una bella conca circondata da colline ricoperte da sugherete. Nell'abbigliamento tradizionale allaese emergono soprattutto i preziosi ricami eseguiti a mano che compongono delle pregevoli miniature floreali. Piccoli ricami impreziosiscono anche sul corpetto il corpetto di panno senza maniche chiuso da due file di bottoni del vestiario maschile allaese. Villanova Monteleone, che sfila adesso con numero 24. Elia Mura, l'amazzone, e Claudio De Matteis. Villanova Monteleone è stata spesso citata nelle improvvisazioni del grande poeta Ebidano Aremunnu Piras. L'abbigliamento popolare ricostruito rappresenta due principali tipologie, l'abito nuziale e l'abbigliamento giornaliero. Il corpetto chiamato Giucurito è arricchito da 24 bottoni d'argento e sul capo si indossa il velo di tulle ricamato. Nell'abbigliamento maschile invece predomina il nero del cappottino in orbace che copre in parte il gilet di panno. Il numero 24 era quindi il comune di Villanova Monteleone. Col numero 25 il comune di Porto Torres, rappresentato da Salvatore Secchi e da Maria Gabriella Ruggiu. Segue il comune di Bonorva col numero 26, rappresentato dal Marco Buttu, che però è cavaliere, Marco Buttu è il cavaliere di Bonorva, mentre l'amazzone Valeria Urpis è di Oristano. Il comune di Bonorva col numero 26. Chiudono, come abbiamo detto all'inizio, i cavalieri vitesi, e sono Fedele Ghisu, Francesca Mameli e Bastiano Pintus. Ecco, l'imponente abbigliamento vitese detto Saeste, indossato per particolari ricorrenze o cerimonie, veniva realizzato con stoffe diverse, la seta, il broccato, il terziopelo e il velluto. Arricchito da finissimi ricami, l'abbigliamento locale assume un aspetto particolarmente interessante nell'abbinamento dei colori e le miniature floreali dei ricami. Questi particolari sono riscontrabili nelle gonne in orbace, caratterizzate da diverse balze, il susoloppato, il corsetto senza maniche imbroccato di seta e in succurito il corpetto con ampie maniche chiuse sui polsi. Saeste e pannu è l'abito più sobrio tra gli elementi
Interessante, ricordiamo una pettina ricamata alla sottogonna che poi è spesso più lunga della gonna stessa. Ci sono i cavalieri di Biti che chiudono appunto la cavalcata in costume: Fedele Ghisu, Francesca Mameli e Bastiano Pintus. Il comitato e il comune di Biti vi ringraziano naturalmente per aver assistito alla cavalcata. Il costume vi invita a trattenervi ancora e visitare le nostre postazioni delle Cortes de Verano di primavera e vi augura un buon proseguimento del 25 aprile.